Mi dica una cosa, signor Capone, ma è vero che lei si fa depilare le gambe e anche il petto, diciamo? Sì, vero è. Io mi depilo ogni 3-4 giorni le gambe, il petto, di dietro, davanti, di lato, dentro le orecchie. È una cosa che mi è sempre piaciuta. Tu dovresti provare, dovreste provare tutti. Vi sentite più leggeri, più puliti e soprattutto quando andate in acqua nuotate più veloci come delfini, perché depilarsi è bello. Io poi lo sanno tutti che sono una persona con il petto pilloso, per questo mi depilo. Mi depilo così c'ho il petto come il culetto di un bambino. Cioè, puoi dire quello che vuoi, però io sono una persona molto pulita. Ma si fa la chiaretta o come il rasoio, le peli delle gambe? Hai, ma che conviene? Io la te pare che se io fatti ligno, chi sa sangue, aspe. Io ma devi stare attento, ti fai male col rasoio, devi stare attento perché uccidi le persone così. E poi che facciamo? Funerale? Dunque io uso la ceretta, quella profumata al profumo d'Oriente. Perché il rasoio, attenzione, io mi scanto per sangue, però il rasoio mi fa impressione nelle gambe,